Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come sempre, oggi tanta la cronaca ma anche tanti i collegamenti con le varie redazioni da diverse città. Parleremo fra pochi minuti di un incidente avvenuto in provincia di Treviso, lungo la Nualese, dove un autobus della MOM è finito contro la recinzione ed è dentro il giardino di un'abitazione. Lo shock dei residenti, ce ne parlerà il nostro Christian Arboit fra qualche minuto, ma prima parliamo anche di Marcinelle, perché oggi sono 67 anni dalla strage dei minatori. Bisogna mantenere salda la tutela dei lavoratori, ha detto il presidente Mattarella. La presidente Meloni invece dice che la tragedia ha segnato la storia italiana europea. 8 agosto del 1956 nella località belga morirono 262 minatori, di cui 136 italiani, in un incendio scoppiato in una miniera di carbone. Viviamo mesi difficili segnati dall'impatto di molteplici crisi di diversa natura, dall'esecrabile aggressione russa all'Ucraina ai tanti conflitti risolti nei quadranti geografici, dal cambiamento climatico all'insicurezza alimentare. Tutto ciò cresce la precarietà economica e il rischio di sfruttamento di esseri umani. È quindi più che mai necessario mantenere salda la tutela dei lavoratori, di tutti i lavoratori ovunque essi si trovino, quale che sia la loro nazionalità, per prevenire e sanare inaccettabili forme di marginalizzazione. Lo dice il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella proprio in occasione del 67° anniversario della tragedia di Marcinelle. In attesa di collegarci con il nostro Christian Arboit, che lo vedo sullo schermo, non so se si sta per collegare oppure... Perfetto, allora ci colleghiamo subito a Quinto, sulla Nualese, lungo la Nualese, dove ieri sera c'è stato questo incidente che ha coinvolto un autobus della MOM. Christian, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, qui dalla Nualese a Quinto di Treviso, anche da parte di Simone Merlo che sta curando la parte tecnica. Ieri sera in questo tratto si è sfiorata davvero la strage, perché un bus della MOM che proveniva da Treviso diretto a Quinto 0 Branco per evitare un'auto che stava svoltando su via Tintoretto condotta da un 82enne ha frenato, ha sterzato, ha frenato ed è andato a sbattere contro questo marciapiede. Sono evidenti i segni della frenata sull'asfalto, una frenata potentissima, grazie Simone. Questa la traiettoria di fatto che è stata presa dal bus della MOM. È stato un rumore infernale, una frenata sentita a centinaia di metri di distanza. Poi questa per l'appunto la traiettoria e questo il danno, lo potete vedere, questa inferriata che è stata completamente divelta, così come sono stati divelti i cespugli e parte anche degli arbusti di questo giardino privato. Qui con noi c'è la signora Loretta, che è la proprietaria di casa, e ieri sera lei, signora Loretta, era qui, era in casa? No, io ero in strada, che avevo appena finito di spazzare la strada, mi sono appena entrata con il mio sacco di foglie che avevo raccolto e ho aperto la finestra della cucina e mi sono vista arrivare una corriera in giardino, e poi sono uscita, no, non volevo neanche uscire perché avevo paura. E poi ho visto delle ragazze scendere, ho visto tutte le ragazze qua in giardino che non avevano avuto, diciamo, piccole lesioni e botte. Non avevano... una scena surreale. Sì, no, il rumore è stato bruttissimo, perché ho pensato che erano coinvolti tanti mezzi in quel momento. Forse è stata la corriera che ha fatto tutta questa confusione, ma io ho pensato a camion, a macchine, perché si è assistito proprio tanto fracasso. E là non ho detto, non esco neanche, non voglio neanche andare a vedere. Una frastuosa. Ho visto una roba, guardi, come se fossero coinvolti tanti mezzi. E invece forse era stata proprio la corriera che ha divelto il muretto e allora ha fatto tutto sto rumore.
Sì, perché dopo c'era la macchina, la macchina del signore che era là all'angolo e la corriera, basta. Il signore probabilmente è un suo vicino di casa, stava svoltando su via Tintoretto. Stava svoltando, sì, via Tintoretto. Non lo so, dopo c'erano dei testimoni dietro che hanno visto, ma io non ero presente, avevo visto solo questo, posso dire solo. Diciamo che la dinamica è al vaglio dei carabinieri che sono stati qua fino a qualche istante fa. Diciamo, signora, lei è ancora un po' in stato confusionale, No, mi diceva. Io sì, adesso chiudo la casa e non esco più, non voglio neanche più sentire nessuno perché sono veramente in stato di confusione. Io vivo sempre terrorizzata perché è tutto il giorno, capito, frenate e botte tutti i giorni, non ne posso più. Tra l'altro qua ci sono stati anche degli incidenti letali. Questa era proprio una roba, sì, le rose, guardi, avevo appena tagliato le rose, che queste sono rose di una ragazza che era morta, sono state piantate perché è morta una ragazza sul muretto qua, della macchina che ha sorpassato, poi non è più riuscita a tenere la strada ed è morta qua. Queste erano le rose. No, sì, queste qua che hanno buttato qua ieri sera, sì, quelle io le avevo anche sistemate ieri sera. Per fortuna sono venuta via dalla strada 2 minuti prima, per fortuna, perché sennò ero secca qua sull'asfalto, perché ero là proprio che curavo le rose e che raccoglievo le foglie. Lei, forse il termine, non lo so, è un po' inopportuno, ma si sente un po' miracolata a questo punto, perché veramente... Non io so che ho appena fatto in tempo a rientrare, insomma. Ho appena fatto in tempo a rientrare, ad appoggiare il sacco là al cancello, quella è la sorella del signore, il sacco al cancello e sono entrata in casa. Come ho aperto la finestra mi sono vista la corriera con l'autista attaccato al volante che poveretto forse cercava di tenerla sotto controllo. Diciamo che ha fatto il possibile, questo va sottolineato, per tenere un attimo. Sì, era proprio attaccato al volante che come se volesse controllare la situazione, ma una volta che hai fatto questo... Vabbè, dopo è uscito subito, era presente, è andato subito a chiedere alle ragazze se stavano bene, se stavano male, ma... Insomma, diciamo che nonostante i danni è andata bene così. È davvero, per davvero. Sì, io ho pensato peggio. Che ci fossero coinvolti tanti mezzi, ho pensato, dal fracasso che c'era. Tanti mezzi, quello mi ha spaventato, ho detto adesso ci sarà un camion, ci saranno macchine, ho pensato un po' di tutto, invece, vabbè dai, non importa, il giardino si rifarà. Avete già chiamato il fabbro? No, ho chiamato sì perché non riesco, sono venuti 8 o 9 volte i ladri e ho il terrore dei ladri, anche di giorno. E allora volevo almeno cercare di mettere una rete per recintare momentaneamente perché ho paura di stare così. Quindi diciamo, ecco, c'è anche questa preoccupazione. Sì, non mi interessa, non aspetto nessuno, io voglio almeno recintare provvisoriamente perché ho paura. Signora Loretta, grazie infinite. Allora, Daniela, con Simone Merlo ti restituisco la linea, le indagini dei carabinieri sono in corso e lo hai sentito, insomma, una storia a lieto fine, ma poteva andare veramente peggio. Daniela, a te la linea. Sì, Cristian, grazie davvero, grazie anche a Simone Merlo, l'avete sentito, comunque una tragedia sfiorata, la signora era a pochi passi, ha davvero rischiato di venire travolta dall'autobus e comunque hanno rischiato anche i passeggeri, è stato davvero importante il contributo dell'autista Mom che è riuscito comunque, anche se finendo dentro un giardino, è riuscito comunque a salvare tutti i passeggeri che aveva nel bus. Ancora cronaca perché c'è il mondo dell'atletica di Marca sotto shock per la scomparsa improvvisa del 52enne tesserato con la scuola di maratona di Vittorio Veneto nel 2011. Era arrivato primo alla Treviso Marathon, a piangerlo la moglie, un dolore improvviso alla torace che gli ha fatto perdere l'equilibrio facendolo precipitare dalla cresta del percorso. Osvaldo Zandonella sulla spalla del Duranno a Perarolo di Cadore, è morto così Marcello Venafro, 52 anni, di Vittorio Veneto. L'uomo lunedì 7 agosto si trovava in compagnia di un amico che l'ha visto accasciarsi al suolo e sparire nel nulla. Inutile la chiamata dei soccorsi, quando sono arrivati e lo hanno raggiunto, l'uomo era ormai privo di vita. E
Continuiamo a parlare di cronaca perché parliamo di un'altra tragedia, quella di Negrar nel Veronese. Rimane agli arresti domiciliari l'automobilista che ha travolto ed ucciso il 13enne Chris Obeng Abom. Per lui luci accese al campo da calcio ed una raccolta di fondi. Ciao a tutti, a nome di Chris abbiamo deciso che qui alla Polisportiva Negrar questa sera saranno accesi i fari. 17 minuti, 17 come il numero della maglia di Chris Obeng Abom, neppure 14enne travolto ed ucciso la notte del 31 luglio lungo la provinciale 12. Alla Polisportiva Negrar hanno voluto ricordarlo così, in quel campo che lui amava tanto. Si sono spente le luci, ma le lacrime continuano a scendere sui volti di parenti e amici di quanti hanno conosciuto quel ragazzino con il sorriso sulle labbra. Questa è stata una delle iniziative per ricordare il 13enne. È un'iniziativa simbolica, però si unisce alle tante manifestazioni che sono state fatte, anche la raccolta stessa delle offerte sta andando bene, quindi significa che davvero la comunità ha sentito l'esigenza di manifestarsi a più riprese per portare l'attenzione su questo episodio e per essere vicini alla famiglia. Intanto si è svolto l'interrogatorio di garanzia. L'automobilista che ha travolto il 13enne e poi si è allontanato rimarrà agli arresti domiciliari. Assistito dall'avvocato Massimo Dalben, il 31enne ha reso spontanee dichiarazioni in tribunale a Verona. L'uomo ha riferito al legale e ha ripetuto al giudice la posizione tenuta fin dall'inizio dell'indagine, ovvero di non essersi reso conto di aver investito una persona e per questo di essersi allontanato dal luogo dell'incidente. Il GIP, su richiesta del difensore, ha autorizzato l'uomo a spostare il luogo in cui sconta i domiciliari dalla casa della madre a quella della fidanzata che si trova poco distante, sempre nel comune di Negrar. Intanto, solo in questi primi giorni di agosto sono ben 9 i pedoni in Italia travolti ed uccisi, 238 da gennaio. Ed ora andiamo invece nel veneziano ed esattamente a Mestre perché c'è una guerra contro gli spacciatori e ce ne parla il nostro Filippo Fois. Filippo, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, vi abbiamo raccontato e vi stiamo raccontando come diversi cittadini si muovano contro il degrado e contro la criminalità. Da Venezia, dove abbiamo parlato tanto del problema dei borseggiatori e di come un gruppo di cittadini stia rispondendo a queste bande che arrivano in città per depredare i turisti. A Mestre c'è un altro genere di problema che è quello dello spaccio. Io sono con Giovanna Luzzi, che è una residente di una laterale di Via Piave, dove ci troviamo in questo momento, che ha lanciato, anzi ha ripreso un sistema che si sta rivelando molto efficace, che è quello di fischiare quando si vede uno spacciatore vicino a casa, sotto casa. Sì, è un sistema appunto già instaurato negli anni 90, quando abbiamo avuto la grossa prostituzione all'interno delle vie. E sono stati gli altri cittadini, sono i miei vicini di casa che hanno ripreso sinceramente a fischiare, quindi infatti io ho chiesto ma cos'è questo? Dice abbiamo ricominciato, li mandiamo via, quindi sono parecchi che lo fanno nel rione e ovviamente lo faccio anch'io adesso perché prima mi arrangiavo da sola con la voce oppure sparavo l'acqua dei fiori, una normale pompa dell'acqua perché era la più semplice, la più veloce, non dannosa. Comunque sono le reazioni sia per i consumatori che per gli spacciatori quando ci sono questo genere di comportamenti? Ma io credo che le reazioni vanno via subito, abbastanza subito, perché comunque sono anche in una fase critica, quindi la loro adrenalina secondo me è molto precaria in quel momento lì. Uno perché chi si sta bucando è in astinenza, quindi è ovvio che non sia lucido. Chi invece spaccia si guarda a 360 gradi, quindi ha l'adrenalina alle stelle, per cui trovarsi con un getto d'acqua col fischietto dietro che non sa da dove arriva e poi ne sente più di uno, a quel punto vanno via, cioè li disarmi, li disorienti, quindi è normale. Noi siamo usciti anche col telegiornale di Antenna 3, mi sembra la settimana scorsa, con questa storia. Lei ha detto che è servita anche a far prendere un po' di coraggio ad alcuni residenti, parlarne. Sì, devo dire sì, perché sono stata fermata, comunque mi conoscono, sono 65 anni che vivo qua, per cui mi conoscono, ma mi hanno ringraziata più di uno perché ho avuto il coraggio di dire quello che stiamo facendo. Quindi forse qualche fischietto in più incomincia a funzionare, per cui è un'ottima cosa. Poi, ripeto, dopo questo devo dire che anche le forze dell'ordine sono state
state grandiose, su questo sicuro, perché devono aver fatto un paio di operazioni notevoli e vedo che la zona si è un po' disarmata, quindi il fatto di fare controlli a tappeto anche 1, 2, 3 volte alla stessa persona, anche se è un normale cittadino, fa bene proprio a tutto, e quindi io, per carità, è che credo che siano in sottonumero, però sono delle operazioni secondo me validissime che dovrebbero continuare a farle molto più spesso. Bene, io direi che con questo per ora da Mestre è tutto. Filippo, Daniela, ti restituiremo la linea. Filippo, solo una domanda sì. volevo farti. Non hanno un po' paura insomma, i residenti della reazione poi degli spacciatori, perché non si sa mai come possono reagire? Mi chiedono dallo studio, non avete un po' paura magari che qualcuno possa avere una reazione violenta, magari vi aspetti fuori, chi lo sa? Allora, tanti fino adesso hanno avuto paura, dovremmo averlo tutti la paura, però a un certo punto o ci facciamo coraggio o altrimenti veniamo schiacciati completamente. Bisogna aver coraggio nella vita, non c'è altro da dire. Pazienza. Poi abbiamo detto che, Daniele, in effetti a volte questi fischi arrivano, ma non si capisce bene da dove stiano arrivando, così come i getti d'acqua, per cui queste persone che, come ci spiegava Giovanna, sono già con un forte nervosismo addosso, preferiscono sostanzialmente andarsene piuttosto che rimanere in un luogo in cui sostanzialmente questi atti stanno attirando l'attenzione, insomma, ed è gente che attenzione non ne vuole. Grazie davvero, grazie Filippo, grazie anche alla tua ospite. Bene, noi andiamo avanti dunque con la nostra edizione e continuiamo con la cronaca, perché c'è stato un incidente stradale in tarda serata a Chiuppano nel Vicentino. Ferito gravemente un motociclista che ha impattato contro un autocarro. Chiuppano, un motociclista di 52 anni residente a Carré, è rimasto ferito gravemente ad una gamba a seguito di un incidente con un autocarro. È accaduto ieri sera poco prima delle 22 in via Alberi. Il Centauro, in sella alla sua Yamaha, viaggiava in direzione sud ed è finito per impattare contro un autocarro Iveco che viaggiava nella stessa direzione, condotto da un trentenne di Chiuppano che è rimasto incolume. Il biker, invece, soccorso dai medici che lo hanno immediatamente stabilizzato, ha riportato gravi lesioni alla gamba sinistra ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Sant'Orso. Le cause del sinistro sono al vaglio degli agenti della Polizia Locale Nord-Est Vicentino che sono intervenuti per i rilievi e per regolare il traffico. Fuggito da un centro di accoglienza in Sicilia, è stato arrestato per spaccio a Curtarolo nel Padovano dai carabinieri. Si tratta di un giovane tunisino minorenne. Girava da qualche giorno per le strade di Curtarolo il minorenne di nazionalità tunisina arrestato dai carabinieri di Piazzola sul Brenta. Il controllo è avvenuto domenica pomeriggio. All'ALT il ragazzo ha tentato di fuggire ma è stato subito raggiunto e fermato. In tasca aveva 8 dosi di cocaina, circa 6 grammi e 368 euro in contanti. Dopo essersi allontanato da un centro di accoglienza di Trapani, il giovanissimo era arrivato a Curtarolo. Dopo l'arresto il minorenne è stato accompagnato al centro di prima accoglienza per minori di Treviso. Ed ora parliamo di accoglienza immigrati, lo facciamo a Vicenza perché l'ANCI pensa ad un maxi hub per ogni provincia su proposta del presidente Mario Conte, sindaco di Treviso. Non sono d'accordo invece i sindaci di Verona, Padova e Vicenza. Il sindaco Giacomo Possamai spiega le sue ragioni, per noi sul posto Daniele Grabin. Buongiorno, grazie della linea. Siamo a Vicenza, siamo in municipio in compagnia del sindaco Giacomo Possamai. Buongiorno a tutti. Ecco, oggi parliamo di immigrazione, soprattutto l'immigrazione che in questo momento sta mettendo a dura prova i comuni di tutta Italia, in particolare anche in Veneto. Arriveranno una grossa quantità di persone che sono in difficoltà e le prefetture proprio sono in difficoltà, comunque chiedono il contributo di tutti i comuni per poterli alloggiare. C'è una proposta però, c'è la proposta di questo maxi hub che sembra l'ultima richiesta del presidente dell'ANCI, che insomma è una questione che fa discutere, ecco, diciamo così, perché la gestione, si parlava di una gestione diffusa e c'è chi dice no, come appunto il sindaco di Vicenza, di Padova e di Verona. Perché?
Perché concentrare centinaia di migranti, centinaia di richiedenti asilo, tutti all'interno di un'unica struttura, magari in mezzo a un quartiere di una città o in un piccolo comune, è un problema serio. Lo abbiamo visto qualche anno fa, 6-7 anni fa, negli altri momenti critici della immigrazione del nostro paese, e perché crea problemi di sicurezza, perché evidentemente vuol dire mettere centinaia di persone tutte all'interno di un'unica struttura, mettere in difficoltà la comunità, e anche problemi di integrazione e del percorso di accoglienza. Quindi l'abbiamo detto nelle settimane scorse e lo ripetiamo, c'è un no categorico da parte nostra all'idea di qualsiasi hub, di qualsiasi grande concentrazione in un'unica struttura dei migranti. Il Presidente Zaia con il Presidente Conte, quindi Presidente dell'ANCI, Sindaco di Treviso, nelle scorse settimane hanno promosso un protocollo per l'accoglienza diffusa, cioè dicendo dividiamo le quote tra tutti i comuni percentualmente in rapporto chiaramente al numero di abitanti dei comuni, ed è l'unico modo sensato. No assolutamente all'idea di concentrare tutti i migranti in un unico posto. Ecco, sappiamo che c'è un accordo con la prefettura di una media meno 3 per 1000. Ecco, 3 per 1000. 3 per 1000, che vuol dire che in un paese di 1000 abitanti ci sarebbero 3, quindi non un numero particolarmente rilevante di migranti, e in un paese di 3000 abitanti, che è la taglia di tanti comuni della nostra provincia, vuol dire 9 persone, quindi stiamo parlando veramente di numeri piccoli. Dividendoli in questo modo si possono evitare appunto i grandi hub, le grandi concentrazioni. Ecco, su questi dati Vicenza come è messa? Vicenza in questo momento rispetta il dato del 3 per 1000, cioè sta facendo la sua parte pienamente, e quindi Vicenza ha dato molto in queste settimane, in questi mesi, anche in questi anni, anche quando non c'ero io come sindaco, ma c'era Francesco Rucco, cioè il mio predecessore. Adesso è il tempo che siano equamente distribuiti e ripartiti tra tutti. Quindi adesso, per riassumere e concludere, come va affrontata questa emergenza? Va fatta proprio provincia per provincia, lasciando anche discrezionalità, o va stabilito proprio un principio che deve essere un po' uguale per tutti? Noi chiediamo al governo di prendere in mano davvero questa questione, perché è evidente che è un compito del governo la gestione dell'immigrazione, cosa che finora non è stata fatta a sufficienza, ed è chiaro che l'unico strumento è stabilire regole uguali per tutti, cioè che tutti i comuni siano chiamati a fare la propria parte. Va bene, allora ringraziamo il sindaco, intanto buon lavoro. Grazie. E con questo restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbini, ovviamente è un argomento spinoso che continueremo a trattare anche nel corso dei nostri telegiornali, perché è un argomento che ovviamente continuerà a far discutere. Noi parliamo però sempre di cronaca, dal veneziano. Tempo fa vi avevamo raccontato la storia di un tassista che era stato aggredito in Piazzale Roma da alcuni extracomunitari. Aveva detto il Piazzale Roma è un po' una zona di nessuno, soprattutto poi di notte, e torniamo proprio a parlare di Piazzale Roma, perché dopo l'aggressione anche ad un turista americano ferito con dei cocci di vetro, le categorie che di notte lavorano nell'area, dai tassisti ai portabagagli, chiedono più sicurezza. Ormai qui, dice, abbiamo paura tutti. A Piazzale Roma c'è un problema di sicurezza, secondo alcuni peggiore persino di Mestre. Appena una settimana dopo il maxi accoltellamento tra bengalesi e tunisini che ha portato 4 persone all'ospedale e 3 in carcere, a Piazzale Roma si è vissuta una nuova notte di sangue e di paura. Ancora una volta a lanciare l'allarme un tassista, il vicepresidente della cooperativa Radio Taxi Venezia Mestre. Mentre stavo arrivando al nostro posteggio di Piazzale Roma per caricare 6 persone, mi accorgo che dietro di loro è spuntata un'altra persona a torso nudo e insanguinata, con un evidente taglio all'addome. L'uomo è risultato un americano di 60 anni, reduce a quanto sostenuto dalla moglie da una violenta aggressione. L'apparizione di un uomo mezzo nudo, agitato e sanguinante è l'ultima immagine che i turisti in attesa del taxi porteranno a casa da Venezia. Sono voluti salire subito in auto e poi mi incitavano ad andare in aeroporto, sia perché perdevano il volo, sia perché erano comunque preoccupati e impauriti, insomma. Noi abbiamo paura, sì, adesso abbiamo veramente paura, perché sono successi 2 casi
e nel giro di 7 giorni, per cui ci sentiamo veramente impauriti. L'intervento delle forze dell'ordine è stato pressoché immediato, ma i tassisti veneziani chiedono comunque la presenza di un presidio fisso in certe ore della notte, coi voli che partono dall'alba. A Piazzale Roma, nelle ore in cui si sono verificati gli ultimi 2 episodi di violenza, possono trovarsi in servizio anche lavoratori della Trasbagagli Venezia come Luca China. Abbiamo paura anche noi, ripeto, perché non si sa mai, una volta magari, che ne so, ci poteva essere la litigata che magari finiva a calci e pugni, adesso magari ti trovi un coltello, ti trovi la bottiglia rotta, minacce e quant'altro. È cambiata molto la città. Sta diventando un po' più difficile lavorare. Altro che più difficile un po' per tutti, diciamo, anche per chi vive, per chi lavora. Io parlo da genitore, ovviamente ho 2 ragazze che adesso momentaneamente sono piccole, cresceranno e mi chiedo sempre cosa sarà e cosa farò io in caso di situazioni imbarazzanti come quelle che si sono verificate negli scorsi weekend. E a Mestre contro ladri e sbandati c'è anche chi si difende con il filo spinato, come in un condominio della centrale via Carducci, ad esempio, dove il filo spinato è stato utilizzato per impedire di scavalcare l'accesso ad un garage interno ed evitare i bivacchi indesiderati. Una scelta che a Mestre non è passata inosservata, che ha fatto discutere sul livello di allerta ormai raggiunto in città, soprattutto nelle ore notturne. Un'allerta dalla quale adesso ci si difende con il filo spinato, come dire, in trincea contro il degrado. Ed ora invece cambiamo argomento, andiamo a Padova, perché ormai insomma siamo ad agosto, manca davvero poco per l'inizio del nuovo anno scolastico e a Padova però si parla anche di calo demografico e con scuole primarie che sono davvero a rischio chiusura. Ce ne parla da Padova proprio il nostro Federico Fusetti. Federico, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Oggi da Padova per parlare di un tema di attualità, perché insomma, tra meno di un mese ripartiranno tutte le scuole e c'è questa situazione di difficoltà in alcuni istituti per le poche iscrizioni, in particolare per le scuole primarie, ma insomma in generale alcune scuole dove ci sono pochi ragazzi e quindi bisogna trovare delle soluzioni alternative. Assessore Cristina Piva, l'istruzione è preoccupata, ci fa un po' il quadro della situazione. Direi che c'è una situazione che evidenzia proprio questo calo demografico che riscontravamo prima nelle scuole dell'infanzia, adesso è già notevolmente accentuato anche nelle scuole primarie. Ci sono scuole, poche tra le altre perché ormai sono rimasti residuali, scuole a tempo antimeridiano che soffrono proprio di carenza di bambini e ci sono a Padova alcuni esempi di pluriclasse, cioè laddove ci sono i numeri che non possono formare una classe si accorpano perché giuridicamente diventi una classe. Questo implicherà delle situazioni di didattica particolare che cioè all'interno della classe più gruppi diversi. Gruppi diversi, sì, perché numericamente formano una classe, però sono eterogenei, ce ne sono 8 o 10 di 2 tipologie diverse. Addirittura c'è una scuola vicino al centro che ha un'unica pluriclasse. E questa sarà una delle scuole più attenzionate perché vedremo gli sviluppi della situazione, vedremo come evolverà, se ci sarà un ulteriore calo. Cioè tutti gli iscritti di quella scuola in un'unica classe? Sono 26 in un'unica scuola, quindi è chiaro che formano giuridicamente una classe, però sono di 4 classi diverse. C'è qualche scuola che rischia di chiudere del tutto? Questa potrebbe essere una scuola che ovviamente crea una cosa negativa perché le scuole hanno anche dei costi dal punto di vista della manutenzione, del riscaldamento, del personale e tenere aperta una scuola che avrebbe la possibilità di ospitare 7-8 classi, avere un'unica classe, insomma, è molto azzardato, direi.
Senta, c'è però qualche buona notizia, c'è qualche scuola che invece ci può far, diciamo, sperare in positivo? Ci sono quartieri giovani come l'Arcella, per esempio, che ha, nonostante la denatalità, ha classi piene, ha 2 sezioni per classe, addirittura la salvo d'acquisto del quartiere Arcella ha 3 quarte e poi 2 sezioni delle altre classi. C'è anche una scuola del centro che gode un'ottima salute, che ha 10 classi piene, quindi ci sono anche delle realtà magari più ricche, perché il quartiere presenta anche delle iscrizioni elevate, insomma. Ce ne sono anche a Sacra Famiglia, alla Guizza, quindi direi che le cose sono abbastanza eterogenee e quello che preoccupa un po' sono queste scuole a tempo antimeridiano che vengono poco scelte. Grazie all'assessore Cristina Piva per queste informazioni. Qui dobbiamo aspettare ancora un po', qualche settimana, per capire bene come poi saranno organizzate definitivamente le scuole. Intanto da Padova è tutto, vi restituisco la linea. Grazie davvero Federico, grazie anche alla tua ospite. Noi abbiamo parlato dunque di scuola, abbiamo parlato del pericolo, appunto, come avete sentito, di chiusure per l'anno scolastico, ma parliamo, insomma, siamo ad agosto, quindi parliamo anche di turisti, tanti i turisti in Veneto, e noi andiamo proprio a Bassano con la nostra Chiara Gaiani sul Ponte Vecchio. Buongiorno da Bassano, siamo su questo balcone del Ponte Vecchio che tanti turisti scelgono per fare una fotoricordo. Come potete vedere dalle immagini del collega Andrea Benetti, sono davvero tante le persone che stanno visitando Bassano in questi giorni. Sentiamo parlare molte lingue straniere, ma anche tante persone dall'Italia scelgono proprio di venire a visitare questo monumento straordinario. Allora vi facciamo sentire le loro voci che abbiamo raccolto passeggiando lungo il Ponte Vecchio. Ci sono, come vedrete, bambini che sono ammirati dal Ponte Vecchio, ma anche qui o in questa zona è nato e ritorna con tutta la sua famiglia. Allora ecco le voci che abbiamo raccolto. A Ferragosto si torna sul ponte per un giretto? Esatto. Veramente perfetto. La signora non c'era mai stata. Sul serio, da Vicenza mai stata sul ponte? Sul ponte. Quindi era davvero imperativo, obbligatorio? Ci passavo in macchina una volta e venire a piedi è una bellissima cosa. Signora, visto che per lei è la prima volta, cosa consiglia ai veneti che non hanno mai visto il ponte? Di venire a vederlo. Siamo di Bologna, tra Modena e Bologna. Prima volta a Bassano? No, io no, seconda volta. Prima volta in bici, qualche anno fa, prima del Covid. Diciamo. E adesso si ritorna perché? Per farlo vedere agli amici? Per farlo vedere agli amici e insomma perché è un bel posto, insomma ci si ritorna, piacevole, rilassante, con il fresco di queste parti, quindi si sta bene. In moto da dove siete arrivati? Alla Brianza. Primo giorno a Bassano? Primo giorno in Bassano, abbiamo fatto tutti i passi tra il Trentino, le dighe del Vaionte, abbiamo girato un po', siamo fatti un bel giro, in sedile quadrato. Cosa ne pensa del Ponte Vecchio? È bellissimo. La prima volta a Bassano? Sì, per la prima volta. Cosa ne pensate? Non ci siamo ancora fatto un'idea perché è mezz'oretta che giriamo, però è un paesino molto bello, accogliente, tanti negozi interessanti, tante cose belle da visitare, musei, chiesi, castello, tutto quanto. Bologna. State facendo una piccola pausa? Sì. Siete da qualche giorno qui, la prima volta che venite a Bassano? Per lui la prima volta e ieri abbiamo fatto a Cima del Grappa, abbiamo visto il Sacrario e oggi era dopo fare questa. È quasi un viaggio della memoria. È un viaggio per riuscire a trasmettere il senso di quello che è stato il passato qua in zona. Sì. Posso chiederti che emozione è per te passare questo ponte, capirne il significato? È un ponte che anche lui si ricorda gli avvenimenti che ha passato, è stato distrutto dalla guerra, in seguito alle alluvioni è stato ricostruito numerose volte, ma comunque è continuato ad esistere e tutt'oggi la gente ci passa e può vedere anche il panorama che c'è. Da dove arriva? Io sono originario di Stoccareddo di Gallio
e sono un baù. E vive invece? E arrivo da Pinerolo, Torino. Ha portato tutta la famiglia? No, sì, praticamente sì. Una parte del figlio e una figlia. Perché il Veneto resta nel cuore. Il Veneto sempre. E il ponte ancora di più. Noi siamo quelli che abbiamo fatto onore al Veneto perché siamo stati dei grandi lavoratori. Io ho una figlia che è primario, e lui è ingegnere. Ecco. Ed è orgoglioso. Certo, sono orgoglioso di quello che hanno fatto perché io ho costruito. Come avete sentito c'era davvero tutto l'orgoglio del Veneto, dichiarato in altopiano nelle parole di questo anziano che abbiamo incrociato sul ponte. Tante storie si incrociano davvero qui e tante continueranno a incrociarsi nei prossimi giorni. Allora direi che davvero da Bassano è tutto, ringrazio Andrea Benetti per la collaborazione tecnica e restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Chiara, grazie per questo contributo. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torneremo nuovamente in studio con altri servizi, altri collegamenti, alta cronaca. Siamo tornati nuovamente in studio, andiamo a Padova, il medico di base va in pensione e i suoi assistiti sono costretti a fare 20 km per recarsi dal sostituto, succede a Selvazzano ma il problema è generalizzato, ci dice il presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, Domenico Crisarà. È stato aperto un tavolo per la trattativa, ma è un tavolo che va molto a rilento e su cui gioca sempre il discorso delle risorse che servono soltanto al personale e per il personale dei medici di medicina generale, quindi non ai medici, che non si riescono a trovare, mentre invece si trovano fondi importanti per pagare le cooperative private che stanno imperversando in tutti i servizi della regione, quanto prima si stanno organizzando per entrare anche nei discorsi della medicina di famiglia. Questa è la preoccupazione del presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, Domenico Crisarà. Il sistema delle cooperative private si sta allungando anche nella gestione dei medici di base. La carenza di camici bianchi è ormai cronica. Caso eclatante, quello di oltre 3.000 assistiti dal dottor Mammana di Selvazzano, dirottati a Torreglia ad oltre 20 km di distanza. E nonostante la situazione diventi sempre più difficile, da parte della Regione non c'è nessun movimento per realmente riorganizzare il sistema dei medici di medicina generale affiancandogli personale di studio, personale infermieristico, operatori sociosanitari che gli consentano di sviluppare la loro attività medica anche su più ambulatori, quindi avvicinandosi ancora di più ai pazienti che hanno bisogno. Il lavoro di medico di base ha perso appeal per i giovani medici e non ci sono numeri per coprire i buchi lasciati dai pensionamenti. Mediamente un medico di famiglia a Padova ha 1.800 pazienti, ma questo sta facendo diventare un lavoro sempre meno ambito. I giovani non vogliono più fare questo lavoro e preferiscono rivolgersi ai sistemi di cooperazione e non alla medicina di famiglia. E rimaniamo a Padova e parliamo di immatricolazioni perché nonostante i numeri siano positivi, il numero delle immatricolazioni, in particolare dei dati sulle auto elettriche, fanno pensare, vanno ripensati, dicono gli spazi di sosta nelle città, dicono proprio i rappresentanti di categoria e sentiamo, ce ne parla il nostro Francesco Ratai. Francesco, buongiorno. Sì, buongiorno da Padova, lo vedete, siamo in un concessionario di auto e siamo qui non per acquistare un'auto ma perché sono arrivati i dati del primo semestre sull'andamento delle vendite delle auto. L'andamento delle auto è positivo, però rispetto all'anno precedente c'è comunque una frenata. Con me c'è il Massimo Ghirardo che è rappresentante di categoria dei venditori d'auto per Ascom. Presidente Ghirardo, com'è andata?
Oddio, rispetto all'anno scorso non è andata male perché abbiamo dei dati in positivo, ma negli ultimi mesi i dati sono sempre in positivo, ma c'è un certo rallentamento, e questo rallentamento è soprattutto sulle vetture elettriche, quelle con la spina. Ma secondo lei qual è il motivo? Molti ipotizzano anche sia legato ai tassi di interesse che sono aumentati, quindi il costo del denaro, comprare un'auto più delle volte richiede dei finanziamenti, è inevitabile. Buongiorno, grazie della linea. Siamo a Vicenza, siamo in municipio in compagnia del sindaco Giacomo. No, scusate, un collegamento che avevamo già proposto. Noi invece adesso vi presento l'ospite che abbiamo qui con noi, che è Marco Della Peta, sindaco di Spresiano. Intanto buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori. E parliamo di un'iniziativa di cui ci ha parlato anche il presidente della Silbec, il presidente Venerandi ci diceva, insomma, che è in realtà un'iniziativa a livello nazionale, e sono taxi che accompagnano le persone che si recano in discoteca. Per ora è un esperimento che viene fatto in 6 città italiane, però se dovesse andare bene, andare in porto, questo ovviamente per prevenire tutti gli incidenti, il fenomeno degli incidenti stradali che si verificano, lo sapete purtroppo, soprattutto nei fine settimana e soprattutto poi quando si va nei locali, ovviamente non solo nelle discoteche ma un po' in tutti i locali. E iniziativa che potrebbe partire, insomma potrebbe ampliarsi, sindaco, visto che fra l'altro nel suo territorio c'è una discoteca importante dove si recano anche moltissimi giovani. Sì, io confido così negli effetti sensibilizzanti, ecco, di questo tipo di intervento, perché altrimenti si rischia di trascendere. Mi spiego. Così sembra quasi che uno dica, vai, ubriacati, tanto c'è il taxi. No, certo. No, che sia ben chiaro che non è... Non deve passare questo messaggio, ecco, non è il messaggio che deve passare. Il messaggio che deve passare è che bisogna stare attenti quando si va alla guida, e soprattutto bisognerebbe appunto che se si beve qualcosa in più non ci si metta alla guida. Però non deve diventare una regola, perché altrimenti rischiamo davvero di trascendere il tutto. Anche perché non va dimenticato che sì, è vero che l'alterazione dal punto di vista così del fisico è causa di diversi incidenti. Vero è anche che spesso c'è anche la disattenzione e l'uso del telefonino magari, no? Certo. Sappiamo che mi pare l'80% degli incidenti è causato dall'uso del telefonino, per cui ecco, che non diventi un modo per dire vabbè, tanto vado in discoteca, bevo, tanto poi c'ho il taxi. Questo significherebbe ecco, che non si è raggiunto lo scopo, per come la vedo io. Poi però ben venga, ecco, se questo serve chiaramente a salvare vite, cioè è evidente. Però ecco, che ci sia una bella linea e che chi frequenta le discoteche sappia che non si va a bere, si va a divertirsi, e se si beve qualcosa in più l'amico che non beve è quello che accompagna a casa tutti. E questo, insomma, sindaco, lo ricordiamo, è una delle tante iniziative che vengono messe in campo proprio per cercare di, insomma, far divertire i giovani, ma non solo, ma insomma cercare di evitare che si mettano alla guida, l'abbiamo detto più volte, quando si beve anche poco di più rispetto al solito, perché comunque lo sapete fra l'altro che se poi gli automobilisti vengono fermati dalle forze dell'ordine, poi ci sono anche multe, sanzioni, ma non solo, anche ritiro della patente, per cui questo ovviamente anche questa è una prevenzione, sindaco, ma si cercano proprio iniziative per cercare di ridurre il più possibile questo fenomeno, che è quello degli incidenti stradali mortali. Non solo, non si parla di discoteca, si parla proprio di guida sicura, e lo citava anche il sindaco, il telefonino è un altro dei fattori per cui si causano purtroppo molti incidenti. Una delle iniziative che si spera che vada in porto, la stanno provando in alcune città italiane, poi potrebbe allargarsi un po' in tutte le città, ed è una
ripeto, delle tante iniziative, le abbiamo viste anche una di recente, era partita anche l'anno scorso, quella del, proprio nella sua discoteca, nel suo territorio, dove... Dei video. Esatto, video dove si è fermata la musica, si è sentito Certo. l'urto per far capire ai giovani quello che succede. Dunque sono messaggi importantissimi che non ci stanchiamo mai di dare, perché davvero la vita, anche salvare solo una vita è già un grandissimo successo per tutti noi. Sindaco, parliamo di maltempo, altro problema non indifferente, perché questi ultimi 15 giorni sono stati davvero difficili per tantissimi comuni, non parliamo di Pieve di Soligo, martoriato veramente dalla tempesta, Farra di Soligo, ma anche la zona San Biagese, Maserata, ed è arrivata anche insomma a Spresiano. Noi siamo stati i precursori, Esatto. se dobbiamo dirla tutta. No, non è un bel... No. Sì, così una cosa di cui vantarsi, però è arrivata prima. Nel senso che noi già l'anno scorso in realtà avevamo avuto un fenomeno di downburst, si chiama così, quindi di vento forte incanalato, che aveva scoperchiato, se vi ricordate, la piscina di Mosole e aveva creato diversi danni alle colture e anche alle abitazioni. Quest'anno siamo stati i primi ad imbatterci nuovamente con un fenomeno di questo tipo, mi pare fosse il 14 di luglio più o meno, e lì abbiamo avuto diversi danni, abbiamo avuto centinaia di alberature sradicate e devo dire che sì, eravamo io e l'assessore Mestrinaer in campo dalla mattina presto, abbiamo visto un territorio davvero falcidiato da queste raffiche. Poi dopo il 19 abbiamo avuto il fenomeno della grandine anche noi, e quindi anche lì pannelli fotovoltaici, cristalli di auto, anche l'auto di mia moglie è stata colpita, quindi dico anche, si arriva anche ai sindaci, il tempo è democratico, anche il maltempo, ecco. Arriva anche ai giornalisti, arriva a tutti. Sì, no, infatti prima parlavamo appunto che entrambi siamo stati colpiti dalla grandine. Poi però i fenomeni, quelli non dico più intensi, però quelli che hanno coperto un raggio più ampio si sono verificati dopo, e Spresiano si è salvata, però ecco, abbiamo anche noi milioni di euro di danni. Avete fatto un po' una conta. Sì, abbiamo fatto la conta, abbiamo chiesto appunto un'indicazione sommaria da girare alla regione. Ecco, io ci tengo, e non vuole essere una giustificazione né tantomeno un mettere le mani avanti, però ecco, il fatto che vengano comunicati al comune, o che il comune si faccia capo, ecco, per ricevere le richieste, poi non è automatico, ecco, il fatto che sia il comune a rifondere i danni a chi li ha subiti. Mi spiego, il comune si fa da tramite per evitare che ci siano invii sparsi e magari anche errati all'ente preposto, in questo caso la regione, che poi si farà carico con lo Stato di rivalere eventuali danni. Lo dico perché taluni di coloro i quali hanno fatto già la richiesta l'anno scorso non si sono ancora visti così rifondere i danni, per cui ecco, il comune si è posto da intermediario, diciamo, per facilitare le comunicazioni, però poi non è il comune che dà le risposte in ordine al risarcimento danni. Scusatemi se mi permetto di dirlo, però talvolta magari si crea, si creano delle incomprensioni. Certo. No, signor. E questo fra l'altro è stato proprio davvero un periodo difficile, perché ecco, come diceva il sindaco, loro lo hanno avuto prima proprio il grosso del maltempo, e purtroppo sappiamo, insomma, comuni che stanno davvero ancora facendo la conta dei danni, e insomma io proprio pochi giorni fa ricordo, insomma, Pieve di Soligo e Farra di Soligo sono due comuni dove sono stati hanno dovuto davvero lavorare giorno e notte, e per non dimenticare soprattutto le zone industriali, le imprese che hanno tuttora, sindaco, tetti che sono davvero distrutti dalla grandine, e basta poi una pioggia normale come quella di questi giorni e loro si trovano a dover di nuovo pulire all'interno dei locali, perché non ci sono materiali. Questa è una cosa sconcertante, ma talmente tante le zone che sono finite anche i materiali per poter ma infatti cioè, si creano dei problemi poi a catena, no? E quindi
bisogna avere pazienza, solo che immagino anche il professionista che è chiamato, adesso a me viene in mente l'auto, ma quante famiglie magari con bambini piccoli da portare in giro, no? Si trovano con la macchina rotta, cristalli, magari ce ne sono anche, però per montarli e far tutto ci vuole del tempo, le denunce, le assicurazioni, cioè è un sistema che rischia il collasso, non tanto perché non siano tutti quanti pronti, ma proprio perché non c'è il materiale. Sui tetti c'è un altro ragionamento da fare, che è capitato magari che alcuni tetti degli anni 70-80, no? Magari anche appunto costruiti con l'Eternit e via dicendo, abbiano avuto dei problemi per i quali è necessario l'intervento di una ditta di bonifica, per cui sono problemi su problemi e tempo che passa, ahimè, mi rendo conto insomma che ci sia un pregiudizio notevole. Ecco, io ho visto, Sindaco, così lo vediamo insieme, poi lo commentiamo, ho visto Cristian Arboito, non so se lui è pronto o meno, dovrebbe essersi spostato perché prima lo abbiamo visto sulla Nualese, adesso è a Preganziole, perché ci sono stati una serie di atti vandalici, vandali proprio in azione, e i residenti che sono ovviamente esasperati. Ce ne parla Cristian. Cristian, buongiorno ancora. Sì, buongiorno Daniela, anche da parte di Simone Merlo che sta sempre curando la parte tecnica. Ci troviamo nel cuore di Preganziol, in centro, questa è piazza Gabbin, lì c'è il municipio appena restaurato, qui c'è il terraglio sempre trafficato, e qui invece c'è via Gabbin, una manciata di metri, meno di 100 metri, da qui alle onoranze funebri Benetello. Questa zona è stata presa di mira nella notte tra domenica e lunedì. Hai parlato giustamente di un raid vandalico, ma parlando qui con alcuni proprietari, più che un raid vandalico è stato un vero e proprio raid delinquenziale, perché stavano probabilmente cercando delle monete, stavano cercando dei contanti. Di fatto tante le auto danneggiate pesantemente, come forse già state vedendo dalle immagini che sono state postate anche sui social, in particolare sul gruppo 6 di Preganziol. Se ci sono state anche diverse denunce. Qui con me ci sono due giovani, Gianluca e Marco, che abitano per l'appunto in zona. A essere state prese di mira le auto delle vostre compagne sostanzialmente. Cos'è successo allora? Praticamente io lunedì mattina all'alba, come al solito, sono uscito con il mio fidato amico cane e ho trovato il mio amico Marco dal balcone che mi dà il buongiorno dicendomi: guarda che hanno aperto la macchina della tua ragazza. Effettivamente hanno spaccato il vetrino più piccolo, sono entrati con il braccio, hanno aperto la macchina, hanno ravanato, come si suol dire, portandosi via una scatola di gomme vuoto e un pacchetto di caramelle alla liquidizia, lasciando lì un paio d'occhiali, anzi rompendolo giusto così per divertimento. Le poche cose che potevano esserci di valore sono rimaste in macchina, forse perché erano troppo difficili da prendere. Ecco, Gianluca, tu ti sei fatto l'idea che a entrare in azione siano stati dei soggetti, delle persone che magari cercavano degli spiccioli per la droga, qualcosa del genere? Allora, visto anche avvenimenti che sono successi in passato di bande organizzate che aprivano macchine per portare via cruscotti, monitor, volanti e quant'altro, qua non hanno portato via niente, quindi secondo me qua è gente che ha fame o gente che andava in cerca di spiccioli per comprarsi qualcosa, chissà cosa, non si sa. È difficile quindi pensare a un vandalismo fine a se stesso sostanzialmente. E qual è invece la tua esperienza, Marco? Invece io la mattina mi sono svegliato perché con la mia compagna che va via presto ci salutiamo, e quindi la mattina abbiamo visto che nelle auto c'era un buco e il finestrino era rotto. E quindi abbiamo avvisato il vicino, che anche lui si sveglia presto la mattina, e purtroppo tutta la procedura di denuncia e purtroppo sono delle cose che danno un po' noia, insomma, anche tenendo conto che adesso il periodo è agosto e quindi
anche dalla reperibilità dei vetri, non è facile visto che ci sono state anche le grandine e quant'altro. Questo lo posso confermare anche in questa area, e lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, carrozzerie e officine sono piene di richieste anche di soggetti che provengono dall'alta marca, perché appunto come sapete ormai quasi tutte le carrozzerie e officine sono in overbooking, quindi c'è anche questo tema. E voi vi sentite di fare anche un appello, immagino, agli altri residenti della zona perché tutti denuncino ai carabinieri quello che è successo? Allora, io all'inizio ero un po' dubbioso sul fatto di denunciare, cioè denunciare in privato sì, magari in pubblico un po' meno. Poi alla fine ho pensato, siccome in questo paese, in tutta Italia, penso ci sia questo animo di va bene, ok, è successo, vabbè, cosa ci puoi fare, succederà ancora, e se non si denuncia probabilmente non si muoverà mai niente. Il problema è che queste cose qua, se succedessero a chi conta, probabilmente le cose si sarebbero già mosse da tempo, ma siccome capitano, sembra solo ai comuni mortali, le cose probabilmente resteranno così, spero per poco, spero, però. Quindi non lasciate correre, No, condividete. l'omertà non va mai bene, bisogna sempre denunciare e poi ci penseranno le attività competenti, spero, mi auguro. Anche se alla denuncia che è stata fatta è stato riferito che non ci sono sufficienti volanti per fare un pattugliamento la sera in queste zone, ma ce n'è una nel giro a Mogliano e non copre Preganziol, le zone limitrofi. E poi c'è tutto il tema anche della videosorveglianza pubblica, privata, ma qui apriremo anche un altro capitolo, e questa sera nel corso dei nostri telegiornali ci ritorniamo sicuramente, cara Daniela. Quindi ringrazio Gianluca, ringrazio Marco. Da Piazza Gabbin Preganziol con Simone Merlo ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboit, sindaco. Fatalità, io non sono di sicuro una persona che conta e sono anch'io un comune mortale, no? Detta così nel tono appunto del ragazzo che abbiamo parlato. No, fatalità, dopo che abbiamo preso la grandine sulla macchina di mia moglie, è andata in centro a Treviso, aveva parcheggiato nella zona dell'università, e quando è rientrata a prendere la macchina c'era la polizia perché un simpaticone aveva pensato bene con una chiave di strisciare tutte le macchine che erano parcheggiate, no, lungo il... Adesso non so se l'abbiano preso o meno, comunque anche noi siamo andati a fare denuncia, perché oltre che per assicurare eventualmente, no, chi fa queste cose alla giustizia, diciamo così, dai, anche se sono due cose diverse rispetto appunto ai... Certo. Lì si tratta più di furto che di atto vandalico in questo caso, ma lì invece era proprio un atto vandalico, anche perché comunque in caso di assicurazione del veicolo, se non c'è la denuncia si rischia di non poter nemmeno aprire il sinistro, per cui ecco, quindi noi abbiamo avuto anche questo simpaticone che comunque dici, se non altro è accaduto nello stesso momento e quindi dovremmo portare la macchina più avanti a sistemare tutta la carrozzeria, abbiamo due cose. Ecco. Ma ecco, sindaco, quando è accaduto questo ultimo fatto che ci raccontava dell'atto vandalico a Treviso? Il 19 c'è stata la grandinata, non so se il 20 o il 21, comunque proprio lì, in quei giorni lì. Ma sì, voglio dire, uno che passa, anche là, al caldo, probabilmente era un periodo in cui il caldo era proprio, cioè con la chiave, ma le ha fatte tutte. Tu avrai fatto una decina di auto. Purtroppo quando ne parliamo spesso di atti vandalici, questo è un atto vandalico puro, speriamo che poi la polizia, la questura o i carabinieri riescano a identificare questa persona, perché poi i danni sono davvero grossi e li pagano purtroppo poi di tasca i cittadini, e quindi già la situazione, insomma, sappiamo non è rosea per nessuno, e questo è un ulteriore aggravamento. Atti vandalici ma anche furti, perché questo lo sappiamo, l'abbiamo detto più volte, è un po' il periodo dove ci sono più colpi, più furti, la gente va in ferie, quindi insomma il malvivente invece, l'abbiamo sempre detto, no, loro in ferie non vanno in questo periodo, quindi non ci vanno quasi mai, e per cui furti un po' in tutto, le zone vengono monitorate dalle forze dell'ordine, lo sappiamo, presidi che sono stati rafforzati proprio in questi mesi. Sindaco Aspresiano. Sì, io sono stato reso edotto sabato mattina della rapina che c'è stata
al TAIC, mi pare il venerdì notte. Io solitamente non rilascio grandi dichiarazioni, ma non perché non voglia, per il semplice fatto che talvolta però bisogna stare attenti anche a fare dell'allarmismo. Lì non sono ben chiari ancora, no? Così non sono ben definiti, ecco, i contorni della vicenda. Io ho letto i giornali, ho sentito il vostro servizio, però ecco, non è ancora, è un po' fumosa, ecco, la cosa. È chiaro che ci sono certe situazioni che magari a fronte di un anno vissuto tranquillo poi creano quell'insicurezza, no? Quella percezione di insicurezza che poi fa male a tutta la comunità. È chiaro che si deve sempre tenere gli occhi aperti, è chiaro che si consiglia a tutti di avere un impianto di allarme, quantomeno in casa, però ecco, sarebbe bene anche che si tornasse un po' indietro con gli anni e ci fosse quel mutuo soccorso tra cittadini che si è andato a perdere, no? E non parlo solamente dei furti, parlo proprio in generale. Io ho mia nonna che ha 93 anni e mi racconta di quanto ci si andasse incontro una volta quando accadeva qualcosa di difficile al tuo vicino. Voi anche a causa del maltempo, no? Tutti pronti a tirar su i pai adesso invece quasi si gode, no? Quando il prossimo, non dico cade in disgrazia, ma ha un qualcosa che non va. Per cui ecco, bisognerebbe anche dal punto di vista sociologico. Perché dico questo? Perché molto spesso scatta l'allarme e si dice, vede, è scattato l'allarme, chi se ne frega, no? E invece magari ecco, è meglio una chiamata in più, è meglio è vero che uno dice ma vado a rischiare io però ci sono modi che permettono di non rischiare, magari, ma intanto anche di avvisare. Poi dopo, vabbè, io anche qua ne avrei da raccontare. Ho un vicino di casa che devo ancora capire chi sia, che alle 6 ogni mattina gli parte l'allarme. Io credo che lo usi come sveglia probabilmente. No, ma è una cosa simpatica, ma simpatica fin là. Alle 6 parte l'allarme ogni mattina, quindi anche lì è difficile chiamare, se dovessi chiamare ogni mattina. No, ecco, però insomma l'hanno detto tante volte anche le forze dell'ordine, i carabinieri, insomma l'importanza dei cittadini, l'importanza del segnalare se vedete o se sentite cose diverse, anomale nella vostra strada, nella vostra via, nella casa vicina, magari buttare un occhio che quando un vicino è in ferie, giusto per vedere se si vedono movimenti e sapete insomma che i vostri vicini non sono in casa, magari una chiamata al 112 o al 113 insomma è fondamentale, perché si può prevenire quel furto, ma anche furti in altre abitazioni proprio della propria casa. Purtroppo questo è un periodo un po' nero, diciamolo, per quanto riguarda i furti, lo sappiamo. Sì, solitamente è la fine, anzi l'estate piena e fine estate, no? Quando da agosto in poi, e poi dopo c'è il periodo anche delle vacanze natalizie, che sono i due periodi dell'anno, quelli un po' più falcidiati, ecco. Però sì, diciamo che è un fenomeno che, come dicevi tu, non va mai in ferie. Ecco, un'ultima domanda prima di andare in pubblicità, perché vedo che me lo stanno segnalando. Ma poi vado io? Dopo la allora saluto. Un'ultima domanda. Sindaco, io volevo chiedere anche per quanto riguarda l'immigrazione. Abbiamo visto tante le polemiche, si parla di hub, di maxi hub per ospitare gli immigrati. Alcuni comuni, abbiamo sentito anche il comune di Vicenza dice non siamo d'accordo perché torniamo indietro. Qual è un po' la sua posizione su questo? Perché comunque insomma l'arrivo è imminente, ne stanno arrivando anche in questi giorni, e insomma una situazione che è spinosa e che comunque si dovrà risolvere. Sì, beh, io ero già presente quando c'è stato lo scorso fenomeno forte, no? Ero già stato contattato dalla prefettura che mi aveva detto guarda che domani te ne arrivano 30, vabbè, ma non torno indietro. No, io credo che si debba trovare sicuramente una soluzione. Credo anche che se si potesse già così vedere chi viene per lavorare e chi no, magari potrebbe essere molto più semplice. Ho sentito dire no, manca forza lavoro, sì, però bisogna che chi viene qua venga per lavorare. Guardate, Spresiano credo sia così emblematico da questo punto di vista. Noi abbiamo
una grossa percentuale di popolazione che è venuta qua 20-25 anni fa e adesso risiede qua, paga le tasse, è perfettamente integrata e anzi è un valore aggiunto alla nostra comunità. Noi abbiamo più del 25% di stranieri di seconda generazione, ormai terza anche tra un po' alle scuole medie, quindi è una società sicuramente multirazziale quella spresianese che già da tempo ha accolto. È chiaro che l'accoglienza fatta così diventa naturale, l'accoglienza imposta è una cosa un po' diversa, per cui ecco, dipende da quello che è il progetto, perché gli hub possono andare bene nel momento in cui si ha già idea di riportare o fare in modo che si ritorni a casa. Se uno si stanzia qua deve venire con le idee ben chiare. Mio nonno è stato per anni in Belgio a lavorare in miniera, prima di partire gli abbiamo fatto tutte le verifiche del caso che fosse a posto. Tieni conto che è tornato a casa e è morto a 59 anni di silicosi, per cui ecco, che poi dopo non vengano i soliti falsi buonisti a parlarmi che anche noi eravamo immigrati, perché anche no. Sindaco, nel suo comune si parlava di troviamo dei posti anche nei comuni insomma più o meno grandi, abbiamo sentito anche di recente alcuni comuni, nel suo comune ci sarebbe la possibilità di ospitare? Nel mio comune, al netto che non ci sia la possibilità, ma che poi dopo si creerebbero comunque dei disagi, però noi quando c'è stato fatto in quel periodo là c'erano dei privati che hanno accolto, sono arrivati e quelli che sono arrivati devo dire anche che sono delle ottime persone. Bisogna sempre stare attenti perché con le imposizioni ci si fa male. È vero che bisogna lavorare a monte e bisognerebbe che l'Europa capisse insomma, che non siamo proprio gli zerbini. Ecco. Quindi. Io ringrazio il sindaco di Spresiano. Andiamo in pubblicità, poi torniamo in studio per l'ultima parte di questa prima edizione. Siamo tornati in studio per quest'ultima parte della nostra prima edizione e parliamo di un raduno tradizionale, un raduno che si svolgerà a Resana, il raduno di Vespe. Esattamente. E lo facciamo, vi presento Dario Semenzato, presidente del Vespa Club di Resano, buongiorno. Piacere. E Diego Baggio, buongiorno. Dunque, l'appuntamento per il 20 di agosto e sarà la 10º raduno a Resana, ma il secondo però a livello nazionale. Esattamente. Che cosa ci si aspetta da questo raduno? Beh, innanzitutto ci aspettiamo tanti vespisti. Ad oggi siamo già arrivati a circa 670 iscrizioni e stanno andando ben oltre le nostre aspettative. Vespisti che arriveranno un po' da tutta Italia. Ci sono anche dei vespisti dal Belgio, dopo dall'Isola d'Elba, da Roma, Bolzano, Piemonte, Emilia Romagna e tanti naturalmente vespisti veneti, perché ormai il nostro club si sta facendo nome e a Resana si sta bene. Ecco, come numeri di solito l'anno scorso in quanti sono arrivati? Allora, a me piace partire da un dato, mi piace partire da 11 anni fa, perché purtroppo col Covid non abbiamo fatto nessun raduno. 11 anni fa sono partito da solo e c'erano 20 vespe, 20 vespisti. L'anno scorso siamo arrivati a oltre 450, quest'anno siamo già a 670, quindi i numeri stanno lievitando a dismisura. Un po' impegnativo. Comincia a essere impegnativa L'organizzazione di questa manifestazione. Sì, io sono quello della propaganda dei video di vespisti con le imitazioni. Allora ogni tanto faccio il video con la voce del Papa. E quindi ci può fare una... E allora mi raccomando a tutti i vespisti di andare piano, se no se cominciamo a cadere, a farsi male, poi dobbiamo ricorrere a tanti cerotti, ecco. Qual è? Che cosa si fa in questo raduno? Qualche curiosità da raccontare? Lascio parlare il Presidente, sennò dopo... Quindi dopo chiederò a lei un'altra, invece, un'altra imitazione. Va bene? Beh, allora innanzitutto lo spirito anche goliardico del nostro club è festoso, dove appunto ci piace accogliere la gente, i vespisti, ci si beve una birra assieme, naturalmente anche più di una fino a fine serata, e dopo l'iscrizione c'è la colazione, dopo anche il bello anche dei raduni, anche che dopo
trovi amici che hai incontrato anche in altri raduni, e quindi dopo appunto ci sono gli scambi di gagliardetti e dopo c'è proprio la voglia di fare festa. Quest'anno oltretutto anche la location dove andremo a fare il ristoro, l'aeronautica militare presso l'aeroporto di Strana, ci ha dato quella marcia in più grazie al comandante che gli ho presentato il progetto e lui ci ha ospitato, e quindi c'è un grande lavoro alle spalle per organizzare il tutto. La squadra è forte, la nostra squadra, quindi io ringrazio innanzitutto tutto il comitato del Vespa Club e anche il comitato allargato che da solo non si va da nessuna parte, quindi la squadra c'è alle spalle e stiamo... E vi aspettate più questa volta di aumentare questi numeri che lei ci ha detto prima? I numeri aumenteranno, adesso noi non chiudiamo le porte a nessuno, dopo magari speriamo insomma di non esagerare, insomma, anche perché dopo dobbiamo anche correre per la strada, dopo come ha detto il Papa Baggio bisogna stare attenti per le strade. Speriamo di starci tutti per la strada, se no come direbbe Vittorio Sgarbi, allora innanzitutto quelle capre ignoranti che hanno la Vespa nel garage, che non sono iscritti, sono delle capre, ecco, dei caproni. Però devo fare un omaggio all'ex sindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini, dato che lui mi ha dato la delega e ha detto quando vai in televisione ha detto ti do la delega. Allora mi piace pensare che è un club dei vespisti resanesi trevigiano e viene dalla marca trevigiana, perciò bisogna promuovere e ringraziare il presidente Dario Semenzato, hai capito? No, non può mancare lui. Grazie signor sindaco Gentilin Baggio. Dovevo chiudere con ciao. Cosa vuol dire essere vespisti? Ma penso che sia la passione proprio come uno ha la passione delle Harley Davidson, come uno ha la passione del calcio o altri sport. Ognuno ha le sue passioni, avere la Vespa a casa o magari il ricordo di quando andava via quando aveva 14-15 anni con il gruppo che ci si trovava la domenica per andare, non so, in discoteca o fare qualche scampagnata. Tanti l'hanno tirata fuori di nuovo, che magari era lì in garage piena di polvere ferma da anni, con questa scusa anche per il ricordo della gioventù. La Vespa ti portava dappertutto, in montagna, al mare, al lago, insomma, e poi è un mito degli anni 60, insomma. Credo che basta dire questo per far capire cos'è la Vespa. Vespa che non sarà, che voi non utilizzate ovviamente solo in quella giornata, ma è la vostra compagna per il weekend. Si va anche al lavoro, si va anche. Assolutamente. Soprattutto alla bella stagione, ma anche con la pioggia, insomma, si va sempre via in Vespa. E mi aggancio anche a Diego. Per me la Vespa è libertà, cioè non è un mezzo che ti porta a correre veloce, ma è un mezzo anche che ti porta a essere spensierato, e quindi anche quando si scorazza per le strade... Bisogna gustare il paesaggio. Esatto, ti fa gustare anche il paesaggio dei nostri luoghi, insomma. Che ho un mio amico che fa i raduni in moto, però mi dice, però quando faccio i raduni in Vespa, che magari ho anche la moglie seduta dietro, mi piace di più i raduni della Vespa perché ti gusti meglio il paesaggio, mi dice. Anche la moto, ma quella della Vespa ha una marcia in più. Dopo, dimmi. No, dopo sono contento, anche orgoglioso che nel nostro piccolo paese, insomma, che ha 10.000 anime, ci sia anche una realtà così forte che appunto negli anni è riuscita ad espandersi, anche a far nome, quindi mi piace anche l'idea che a Resana ci sia questo club. Che è una grande famiglia, perché insomma io vi ho visto anche di recente. Esatto, e quindi anche portare anche un po' il nome del mio paese in giro per il Veneto e anche per il nord Italia è una cosa che ci rende orgogliosi, insomma. Com'è nata questa, non la passione della Vespa, perché immagino, ma la
proprio la voglia di fare questi raduni? Allora, come ti dicevo, 11 anni fa la sagra paesana, che tra parentesi comincerà il 19 di agosto, mi raccomando, la sagra del San Borto, vi aspetto tutti quanti dal 19 fino a fine mese, quindi la mitica sagra di Resana. C'era un periodo 11 anni fa che stava andando un po' giù e allora tramite il presidente della sagra Dori Perin ci siamo un po' messi, siamo riuniti e abbiamo detto bisogna proporre qualcosa di nuovo. E allora c'è chi come Gidio Bottero aveva la passione del ballo e allora ha proposto di fare i balli con i giovani e io ho detto guarda, io ho la passione delle vespe e delle auto d'epoca e da quella volta là ho detto guarda, se volete io organizzo un piccolo raduno e da là sono partito. E dopodiché si sono aggregati dei vespisti resenesi che io neanche li conoscevo e da là è nato, diciamo, la voglia appunto di fare questo raduno. Da solo naturalmente si fa poco, mano a mano insomma sono entrati assieme a me altre persone, Luigi, Gigi, Gianni, Alessio, Deni e insomma da là siamo cresciuti. E cosa vuol dire organizzarlo? Cioè, quanto è l'organizzazione di una manifestazione come questa? Tema scottante, perché bisogna avere i permessi, poi anche la sicurezza, l'ambulanza, trovare il dottore, perché può sempre succedere l'imprevisto, qualcuno che può cadere. È un bel problema, cioè bisogna stare sempre al telefono più che altro. È lui che chiamano. Io giro tutte le telefonate a lui. Da quanto è che sta organizzando questa edizione? Beh, diciamo che siamo ormai da un bel paio di mesi, circa 6-7 mesi che abbiamo cominciato a lavorarci sopra. Dopo gli ultimi 2 mesi è tutto un susseguirsi di cose che dobbiamo portare a termine, quindi diciamo l'abbiamo presa lunga e adesso però ormai siamo arrivati agli sgoccioli che i giochi sono fatti, quindi bisogna stringere i denti e mettere da parte la fatica, la stanchezza. 2 domande adesso. Prima se ci ricorda insomma proprio il programma, quando arrivano e come si svolge questo raduno. Allora, raduno nazionale diciamo che ufficialmente comincia il 19 pomeriggio, dove noi faremo l'accoglienza dei vespisti che arrivano da lontano. Naturalmente chi arriva da Roma, dal Belgio, non può arrivare il 20, arriva prima. Gli abbiamo segnalato vari location dove poter andare a dormire, loro hanno prenotato, dopo quindi il pomeriggio, tardo pomeriggio ci farà un giro per Castelfranco, zone limitrofe, faremo un aperitivo presso un bar al Maniscalco, appunto sempre a Castelfranco, di accoglienza a questi vespisti, dopo andremo a fare una cena conviviale con chi ha prenotato e dopodiché la mattina dalle 8 ci sono le iscrizioni. Rigorosamente i tempi sono un po' stretti perché siccome appunto dobbiamo andare all'aeroporto di Strana e lì avremo modo di visitare, non possiamo arrivare e partire dopo mezz'ora, quindi staremo lì circa 2 ore, quindi partiremo alle 9:30, 9:40, vespisti mi raccomando puntuali, mi raccomando, quindi arrivate prima, arrivate alle 8 così vi fate la colazione con calma, dopo le 9:30 tutti insieme si parte tutto il corteo, dopodiché dopo che siamo stati all'aeroporto faremo tappa a Castelfranco Veneto presso l'azienda vitivinicola Fratelli Manera, dove faremo una bella proseccata tutti quanti assieme, ci sarà qualche premiazione appunto di vari club, i vari vespisti che arrivano da lontano e dopodiché si andrà, per chi ha prenotato, in sagra a Resana a mangiare tutti quanti insieme. Ad oggi siamo già a circa 400 persone che hanno prenotato il pranzo. Insomma, i cittadini potranno anche vedere lungo le strade questo corteo di vespe assolutamente sì, colorate. Chiedo anche un po' pazienza. Un po' di pazienza anche ai vari autisti, ai vari... Abbiamo chiuso il paese. Abbiamo chiuso il paese. Però vi dovete spostare. Certo, e ringrazio, scusate, l'amministrazione comunale perché è sempre disponibile e quando noi chiediamo ci dà sempre ascolto e dopo anche cerchiamo di dare nel nostro piccolo, fare qualcosa anche di bene per il paese, insomma, ecco. Ecco, ovviamente la pazienza diceva degli automobilisti perché magari siete tanti, per cui insomma... Per fortuna hanno fatto il collegamento della nuova strada e sì che possono fare anche il giro dall'altra parte. Una volta era più un problema quando non c'era quella strada, tutti passavano per andare a Padova, per Resana, mentre adesso
già il problema sia un po' più risolto con quella strada. Già meglio, possiamo bloccare il paese. Ecco, mi viene la domanda, abbiamo parlato insomma in questa edizione e anche nelle scorse edizioni di maltempo, perché abbiamo visto insomma questo è stato un periodo un po' difficile sul fronte maltempo. Ecco, la domanda è: se ci dovesse essere il maltempo, che cosa farete? Non è contemplata questa soluzione, io mi affido alla divina provvidenza, mi affido alla divina provvidenza. Ci sarà Papa. Speriamo che qualcuno mi ascolta lassù, che non faccia cadere pioggia o anche sassi grossi che dopo si rompono gli specchietti. Speriamo di no, veramente, perché sarebbe un peccato, sarebbe la rovina, perché non è che possiamo rimandarlo. Quindi, no, anche perché, come diceva lei, arrivano anche dall'estero, per cui è difficile poi spostare un appuntamento del genere. Sarebbe impossibile, quindi io mi auguro veramente che il buon tempo ci sia, insomma, ecco. Se no, lo farete lo stesso, ma magari forse dipende, perché se piove non puoi fare diventa anche pericoloso muoversi, insomma, in strada con la pioggia. Speriamo, incrociamo tutti quanti le dita, insomma, diciamo qualche preghierina in più e chissà che... Parlo io con San Pietro. Parla te, Diego, parla te con Diego. E in quanti, proprio da Resana, in quanti siete? Beh, noi come tesserati siamo 260 già attualmente. Tanti siete voi. Esatto, quindi dopo non so se tutti parteciperanno, però insomma come tesserati a Vespa Club Resana siamo in 260. Ecco, i cittadini possono venire a vedere questa manifestazione, perché magari dici io non ho la Vespa, quindi non vado. Assolutamente, anzi... cittadini resanesi, vi aspettiamo, venite, vi aspettiamo a vedere le Vespe, e dopo chissà che vi venga voglia anche di comprare una Vespa Mari anche a voi, e così ampliamo ancora di più il nostro club. Comunque siete tutti quanti invitati. Vi ricordo che la strada principale è chiusa dalle 8 alle 10 di mattina, insomma stringete un po'. Ma dobbiamo fare lo sponsor anche della sede del nostro club? Sì, beh, il luogo di partenza è il Cavallino, Pizzeria Il Cavallino, da lì partiremo, quindi il piazzale è bello grande, dopo ci saranno anche qualche merchandising, se qualcuno vuole la maglietta dell'evento, ben venga, adesivi e chi più ne ha più ne mette, insomma. Una birra, anche c'è la birra aperta, quindi se uno vuole bersi una birretta è disponibile. E facciamo passare anche un messaggio, ne abbiamo parlato prima, un messaggio invece importante, che è quello della guida in sicurezza, perché insomma voi sapete insomma, che insomma, è pericoloso guidare o portare moto o auto, uguale, vespe, quando non si è in una condizione ottimale, quindi noi vorremmo anche proprio tramite loro, insomma, che sono sempre alla guida di Vespe, sanno benissimo qual è la difficoltà e soprattutto qual è il pericolo quando ci sono auto magari con persone non in condizioni ottimali, perché rischiano poi di far male anche non solo a loro stessi, ma anche a chi è in Vespa, in moto, in bicicletta. Ecco, un messaggio di stare sempre molto attenti. Bisogna stare attenti, bisogna avere tanti occhi aperti e mi rendo conto anche le distrazioni, cioè bisogna evitare le distrazioni in auto col cellulare. Dopo magari a volte cadiamo un po' tutti, insomma, in questa tentazione. Bisogna stare attenti e avere rispetto anche degli altri, tollerare, non arrabbiarsi se uno ti taglia la strada, insomma, cioè, è sempre comunque più difficile andare per le strade. Voglia anche perché il traffico è aumentato, dopo a volte anche le carreggiate stesse sono pericolose, buche, quindi bisogna sempre avere veramente quattro occhi in più, insomma, ecco, e usare la testa e evitare appunto anche di fare, diciamo, qualche marachella, ecco, che a volte potrebbe costare cara, ecco. Bisogna avere rispetto per se stessi e soprattutto anche per gli altri, insomma, per i pedoni, per i ciclisti, per tutti quanti, ecco. Ecco, quando si dice insomma è pericoloso andare sulle due ruote, in realtà bisogna avere la testa andando con tutti i mezzi, certo. Dall'auto alla moto, alla Vespa, alla bicicletta o anche a piedi comunque. Più che altro che abbiano almeno l'assicurazione, perché tanti magari dicono c'è raduno, mi butto in mezzo, però può sempre capitare l'imprevisto, che se qualcuno magari non ha l'assicurazione del mezzo fa male a qualcuno e dopo sono rogne. Noi siamo arrivati quasi al termine, quindi io vorrei ricordare
Presidente, l'appuntamento a che ora, dove il raduno di Resana, raduno Vespisti e raduno nazionale, la seconda edizione, dove? Allora vi aspetto a Resana 20 agosto, le iscrizioni aprono alle ore 8, anche chi si è preiscritto appunto deve pagare l'iscrizione, quindi dalle ore 8 alle 9:30 piazzale del Cavallino, la strada è chiusa, quindi le vespe verranno parcheggiate all'Ischia di Pesce lungo la statale, via Tre Martiri della Libertà, via Martiri della Libertà, e da lì si partirà alle 9:30, 9:40 per il corteo, appunto per direzione aeroporto. Quindi vi aspetto domenica 20 agosto, puntuali alle ore 8, cominciate ad arrivare, non arrivate all'ultimo. E io lo dico con la voce di Adriano, cioè chi non viene, che lascia la Vespa a casa, non è forte, cioè è uno lento, mi raccomando, siete tanti e forti, mi raccomando. E con questo si chiude. Io ringrazio il Presidente, ringrazio anche Diego Baggio per essere stato con noi, anche grazie per queste imitazioni. Grazie a voi. L'appuntamento lo sapete, 20 agosto a Resana alle ore 8. Ringrazio anche i registi che ci hanno seguito fin qui passo dopo passo, Francesca Pezzo e Alberto Pivetta. Prima del meteo vi ricordo che subito dopo le previsioni del meteo ci sarà, come di consueto, il nostro film, quindi buona visione, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Benvenuti al meteo. Un campo di alta pressione africana avanza lentamente verso l'Italia. Dopo l'attuale rinfrescata inizia una fase più stabile, con temperature che tenderanno ad aumentare, senza più sconfinare verso valori estremi. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di martedì 8 agosto ci mostra una situazione buona, sarà infatti soleggiato ovunque. Poi nel pomeriggio assisteremo ad un aumento della nuvolosità, ma senza fenomeni associati. Temperature, come detto, in ripresa, minime tra 10 e 18 gradi, massime tra 22 e 28 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso stessa situazione, con tanto sole, cielo sereno o poco nuvoloso, per qualche velatura o qualche cumulo pomeridiano in montagna. Farà ancora molto fresco di notte e al mattino, con temperature minime tra 12 e 17 gradi, massime sui 24-26 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede tempo soleggiato, come ci mostra la grafica, con cielo limpido o poco nuvoloso. Temperature minime intorno a 11-14 gradi, massime sui 26 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Vuoi usufruire delle detrazioni fiscali? Chiama lo 0422 320605, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.